Quando la medicina si pose in contrasto con le terapie popolari, la prima figura osteggiata fu quella della levatrice, strega e disobbediente. Fra le sue erbe c'era l'iperico, che ancora oggi è nota in Cagliari come erba de piricoccu, che in lingua sarda è albicocca, ma pure vulva. Furono le sue proprietà antisettiche, decongestionanti, cicatrizzanti e antidepressive a rendere l'iperico erba delle donne e erba delle streghe. Una maestra de parto, vissuta un secolo fa, rispose così ai carabinieri che le imponevano di non aiutare donne partorienti. No, signor maresciallo, non mi proibisca di fare quest'opera di carità. Se mi capiterà di nuovo una situazione urgente come questa, io ci tornerò. No, signore, io in coscienza il coraggio di lasciar morire madre e figlia non ce l'ho. Di queste preziose streghe e di molte altre parleremo nel prossimo seminario Janus Academy dedicato alla figura della strega in Sardegna. Leggi sotto per saperne di più.